Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi volevo fare qualche riflessione per farvi capire come nel mondo duale spesso abbiamo la possibilità di scegliere se vivere in questa nostra esistenza, appunto, l'inferno o il paradiso. Perché dico questo? Lo dico perché mi capita di sentire moltissime storie e di avere a che fare, oltre che con quello che ho potuto vivere io in prima persona, anche con molte cose appunto che bloccano o che fanno comunque destare preoccupazioni o tormenti nelle vite degli altri. E spesso vedo appunto come le persone si autoimpantanino in certe situazioni. Eh, perché poi? Perché non colgono la capacità o la possibilità appunto di percepire come molte cose che accadono non siano ehm, autoconclusive, cioè eh, gli episodi della nostra vita non sono isolati e spesso nella narrazione, come fosse una storia, ci rendiamo conto come alcuni passaggi, sebbene dolorosi o difficili, in realtà fossero l'innesco di un passaggio successivo ben più positivo, ma che senza il passaggio precedente non sarebbe potuto manifestarsi. Dunque, ehm, spero abbiate capito più o meno cosa voglio dire. Semplicemente parlando in parole povere, non dobbiamo mai giudicare il momento presente, perché intanto ogni volta che noi giudichiamo qualcosa ci stiamo in qualche modo identificando in quella cosa lì. Infatti non possiamo dare un giudizio su una cosa senza analizzarla e dunque prestare la nostra attenzione, dirigere i nostri pensieri e la nostra energia sulla cosa. Già questo apre le porte alla cosa che noi giudichiamo. Nel momento in cui appunto perdiamo del tempo a giudicare qualcosa, noi diventiamo quella cosa. Avrete visto quante volte nella vita siete stati dovuti sbugiardare dalla vita stessa, cioè quante volte è successo di avere un'opinione di una cosa e poi un domani dire, cavoli però, forse non era esattamente come pensavo, magari c'era qualcos'altro che dovevo tenere in considerazione ed è questo quello che ci accade. Perché ci accade? Proprio perché giudicando una situazione noi diventiamo quella situazione e il non giudizio invece a insegnarci veramente le cose. C'è una bella storia che vi voglio condividere e che appunto fa capire cosa sto cercando di dirvi. È una storia taoista che dice più o meno questo. Allora, un contadino che possedeva un bellissimo cavallo, un giorno perde questo cavallo. Come perde? Semplicemente questo cavallo scappa dal recinto e sparisce, se ne va. Dunque tutti i vicini si radunano, incontrano questo contadino e sono tutti lì dispiaciuti. Ah, mannaggia, hai perso questo cavallo e ora come farai? Perché poi appunto era fonte anche magari di reddito per questo contadino. Dunque erano lì tutti dispiaciuti, ma il contadino risponde molto neutralmente con un può darsi. Oh, vabbè, il giorno dopo o qualche giorno dopo il cavallo torna e non torna da solo, torna con altri cavalli, praticamente evidentemente ha incontrato un branco di cavalli selvaggi e torna a casa seguito da questi cavalli.
ecco che tutti i vicini di nuovo si radunano, che grande fortuna, che meraviglia, ma accidenti, tutti questi cavalli, ora è cambiato tutto, insomma cambiava effettivamente lo status di questa persona, no? E il contadino sempre molto lucidamente dice, può darsi. Nei giorni successivi, nei mesi successivi, il figlio di questo contadino, il figlio maschio, cavalcando uno di questi cavalli e cercando di domarlo, cade e si rompe una gamba. Ecco che di nuovo tutti i vicini. Oh, e ora, mamma mia, come mi dispiace, come ci dispiace per tuo figlio, ma adesso come farai? Chi ti aiuterà col lavoro? E come dovrai fare? E lui dice, beh, può darsi. Anche in questo caso non esprime giudizio. Nei giorni successivi, mentre appunto il figlio è impedito a letto e ingessato, cominciano ad arrivare le convocazioni perché la loro nazione è entrata in guerra e tutti i giovani in età di leva sono appunto chiamati ad andare a combattere, a unirsi all'esercito e a combattere la guerra. E allora tutti i contadini che sono nella condizione appunto di dover vedere i propri figli partire al fronte, e i vicini di casa di questo contadino lo incontrano, ah che fortuna, hai visto tuo figlio è ingessato e non può partire, è immobilizzato a letto. E anche in questo caso il contadino risponde può darsi. Con la storia potrebbe andare avanti molto a lungo, ma per farvi capire che anche, a parte il fatto che i vicini di casa a quanto pare non si sanno fare i fatti loro, e anche per farvi capire che giudicare una situazione e scorporarla dal contesto, estrapolarla dal contesto, non è mai una cosa saggia e che effettivamente un bilancio reale della nostra esistenza è possibile farlo soltanto alla fine, quando retroattivamente guardiamo e vediamo un po' quali sono appunto le cose, no? I risultati di tutto quello che è successo e come ogni singola cosa ci ha condotto a quella successiva. Dunque il non identificarci nella cosa ci aiuta a separarcene e a limitare gli effetti e il poter vedere in ogni cosa un'opportunità o un, la possibilità che esista un nuovo percorso o una nuova esperienza ad attenderci, appunto è cosa saggia, cioè dobbiamo restare sempre possibilisti e aperti al fatto che la vita può condurci in luoghi che noi non conoscevamo. Ma tornando all'inferno e al paradiso, è chiaro che la stessa esperienza che può essere drammatica o vissuta in modo negativo, da una prospettiva diversa e appunto quel senno del poi potrebbe diventare una grandissima risorsa, una grandissima possibilità. Dal momento che noi non sappiamo il passo successivo, a meno che non abbiamo una grandissima sensibilità nei confronti dei movimenti energetici o la chiaroveggenza o altri strumenti che ci permettano di capire dove andremo, considerando una capacità media di comprensione, dobbiamo sempre fare un passo indietro di fronte alle cose e risparmiarci il giudizio, perché questo giudizio automaticamente ci catapulta o nell'aspetto negativo della faccenda o nell'aspetto positivo. Per evitare bilanci laboriosi, ma questo è per così, questa cosa è positiva, però quella cosa è negativa, restiamo neutri. Vediamo, può darsi sia la nostra parola d'ordine, può darsi significa stiamo a vedere cosa ci offre la vita e come dobbiamo muoverci noi. Lasciamoci guidare perché l'intelligenza superiore che muove le nostre esistenze sa sempre dove deve condurci, sa qual è il giusto tempo, qual è il giusto modo e sicuramente se noi ci permettiamo di vivere tutto
come un qualcosa che è buono per noi, come un'occasione per noi permettiamo non solo alla Divina Provvidenza di agire per il meglio e nei modi sempre più buoni, gentili, delicati nei nostri confronti, ma anche di appunto permettere al nostro destino di compiersi senza andarci a complicare le cose. Sono già tanto complicate per i fatti loro, non c'è bisogno di appioppare ulteriori pesi a ciò che ci circonda. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda, a presto.